Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nella quarto test mode. Faccio vedere la Bugatti e o Ferrari qualcosa. Vedete la Ferrari, guardate che bella macchina, vedete, guardate il fumo quanto rosso che è, vedete il fumo che è rosso, vedete che il fumo è rosso e anche come corre bene, sentite la differenza. Poi anche come frena, insomma, vedete, ho modificato il colore, prima era nera, me l'ho fatta rossa. Poi vedete, i finestrini sono come da limousine e anche, vedete, non so se avete visto il fumo, vero? Ecco, gli altri fanali non sono fatti bene. Vedete il fumo, scusami, vedete il fumo come rosso, rosso, vedete? E anche quando come frena, vedete che lascia le macchie del fumo. E corre bene questa macchina qua, insomma, ho modificato un po' il resto, devo pure modificare il motore, non so se i cavalli, quanti cavalli ha, non lo so, ma però devo mettere ancora i cavalli. Questa macchina qua bella, anche il fumo, anche il fuoco, insomma, i fanali, vedete, bella, insomma. Anche all'esterno vedete come è fatta, vedete che ci sono tutti tipo i colori del fumo rosso, vedete anche le lancette, la radio e anche i sedili davanti, sia che dietro e tutto il resto. Comunque ragazzi, caso vi piace questa macchina, spero che vi piace, insomma anche piace che scade, vedete come sono fatti, e anche lo specchietto, e anche vedete i finestrini che sono scurissimi, e anche il volante, vedete che non so se è la marca della Ferrari o cosa, e anche le freccette che mi segnano quanto correte, quanto frenate, il resto, ma non ho capito niente, è meglio che presenta. Guardate anche il fumo, cautela, e anche il fumo vedete come rappresenta bene il fumo rosso. Spero che questa macchina vi piace, per caso non mi piace mi scrivete, così faccio un altro test mode, il prossimo test mode ci sono altri 4 test mode, poi è finito e continuo a fare le altre puntate su un nuovo gioco. Comunque spero che questa macchina è bella, mi scrivete se è una Ferrari o qualcosa, per me è una Ferrari o una Bugatti o cosa, che le ruote belle, insomma, vedete. Comunque spero che questa macchina vi sia piaciuta, comunque ciao ciao.